Benvenuti, oggi è venerdì 21 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 20:24 e cala alle 4:34. Oggi si celebra San Luigi. Il nome Luigi ha origine tedesca e significa uomo illustre. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014 ha dichiarato il 21 giugno Giornata Internazionale dello Yoga. Lo yoga è una delle più antiche pratiche dell'India e per influenza esercitata sulla sua storia e sul funzionamento della sua società, l'UNESCO l'ha inserita nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, in quanto di fondamentale importanza per la ricchezza di conoscenze e la trasmissione delle stesse di generazione in generazione. Auguri al principe del Galles William, che oggi celebra il suo 42esimo compleanno. Oltre ad essere il primo nella linea di successione al trono del Regno Unito, William si è distinto per il suo impegno in varie cause benefiche e per il suo ruolo di rappresentanza a livello internazionale. Festeggia 67 anni il cantautore e attore napoletano Nino D'Angelo. Lo scugnizzo della musica italiana inizia la carriera cantando a feste private e a matrimoni. Dopo la formazione a teatro con la sceneggiata, approda al cinema negli anni '80, all'ombra di Mario Merola. Il fenomeno D'Angelo esplode nel 1981 con Nu Jeans e una maglietta, madre di tutte le canzoni neomelodiche, alla quale segue il film dall'omonimo titolo. Il successo è dilagante e la sua immagine col caschietto d'oro diventa l'emblema di tutti i ragazzi dei quartieri popolari del sud. Infine, oggi compie 69 anni l'ex calciatore francese Michel Platini. È considerato uno dei giocatori più forti di sempre. Dopo i successi in Francia nel 1982, il numero 10 arriva in Italia, alla Juventus, voluto fortemente da Gianni Agnelli. Coi bianconeri vince di tutto: 3 palloni d'oro consecutivi, scudetti, coppe nazionali e internazionali. Quasi mezzo secolo dopo il 78 giri, la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che muta radicalmente il mercato musicale. È il 21 giugno 1948 ed esce il primo 33 giri, dimezzando così la velocità di riproduzione dei dischi e raddoppiando al tempo stesso lo spazio dove incidere le canzoni. Con questo sistema, noto con l'acronimo LP, si introduce la possibilità di incidere più brani su entrambe le facce del disco. Forse non tutti sanno che la bandiera della Sicilia è la quarta più antica al mondo. La triscele, più nota come trinacria, è l'antico simbolo della Sicilia e raffigura un essere con 3 gambe a rappresentare i 3 promontori più estremi dell'isola, mentre la testa della Gorgone rappresenta Medusa con i suoi serpenti. Le spighe vennero raggiunte dai Romani, sia come simbolo di fertilità, sia perché la Sicilia fu la prima provincia e granaio di Roma. Buongiorno ai 12. Oggi una luna che proprio non va d'accordo con Saturno, non vuole limiti. Vediamo cosa vuol dire. Ariete, i limiti per natura non li concepite neanche troppo bene voi, ma sicuramente il vostro Marte oggi in accordo con Venere e Mercurio vi fa superare non tanto dei limiti quanto dei muri di resistenza in amore che finalmente sembrano essere superati. Toro, ottima giornata per voi, buone notizie proprio perché il Toro ospita Marte in ottimi rapporti con Venere, Mercurio e Sole, per cui oggi è una giornata dedicata all'azione fortunata e vincente. Tutto quello che concluderete quest'oggi sarà assolutamente prezioso, utile e valido. Gemelli, la giornata di oggi prevede un Giove in perfetta intesa con Plutone. Questo trigono molto significativo vuole espandere creativamente tutte le vostre doti e qualità, oltre che i pianeti in seconda casa, Sole, Venere e Mercurio, vi danno tutti gli stimoli giusti per
tramutare le vostre idee, la vostra creatività, i pensieri e le vostre passioni in dati di fatto oggettivo. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede un buon accordo di Venere e Mercurio nei vostri gradi con Marte, quindi passione e azione. Il Sole però ancora è un po' perplesso dalla quadratura di Nettuno che tende a farvi avere dubbi. Superateli assolutamente, del resto la contraddizione emotiva fa parte della vostra natura. Leone, la giornata di oggi è una giornata che vi lascia un po' perplessi proprio perché la Luna è in trigono ed è amica, ma le sue quadrature con Saturno non sempre giovano ad uno spirito che vuole avere tutto chiaro e sotto controllo. Probabilmente oggi vi renderete conto dei limiti e delle problematiche che prospetta seguire una direzione piuttosto che un'altra, e per direzione si intende in questo caso dei progetti familiari e di vita. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna in quadratura, ma ben poco potrà con il sostegno planetario di trigono di Marte, Sole, Venere e Mercurio in sestile. Ebbene, oggi è una giornata che, seppure può presentare qualche piccola aspettativa emotiva che a volte può essere posposta, è una giornata comunque piena di azioni e di soluzioni. Bilancia, la luna è sì amica, ma è proprio il vostro pianeta che si esalta nei vostri gradi, ovvero Saturno. Oggi vuole mettere delle crisi di analisi alla bilancia, ovvero farla riflettere sulla durata degli amori, sulla solidità degli amori e su quanto si può costruire su una storia che portate avanti da tempo. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che prevede Venere, Sole e Mercurio in un caldissimo e romanticissimo trigono nei vostri confronti, motivo per cui riuscirete a comprendere anzi meglio tutte le problematiche che hanno a che fare con un nuovo amore, come vuole essere preso e quali sono le sensazioni nuove che suscita in voi. Bel momento. Sagittario, la luna oggi capeggia nei vostri gradi, anche se non ci sta coi limiti di Saturno e vuole assolutamente farvi scalpitare. Qualcosa dentro di voi vi dice di attendere un poco. L'istinto vi darà ragione perché Giove, il vostro Giove, è comunque in trigono a Plutone, anche se in opposizione vi spinge a superare i limiti per raggiungere una pienezza, una certezza e una concretezza. L'amore non è più una problematica. Capricorno, giornata importante per voi visto che la luna si avvicina con qualche piccola percezione emotiva, ma ciò che avete davanti, ovvero un Plutone che sta organizzando per voi 1000 trame di riuscita, sarà sicuramente qualcosa di molto interessante. Il gioco dell'amore procede con Sole, Venere e Mercurio in opposizione, che vi ricordano sempre che il partner, anche se diverso da voi, può essere un compagno divertente e assolutamente ironico. Acquario, a proposito di ironia, oggi ne servirà veramente tanta, anche perché i pianeti hanno deciso che c'è molta possibilità di iniziare una strada veramente molto strutturata e decisamente piena di possibilità concrete e anche remunerative. Sì, perché cari Acquario, voi non siete un segno attaccato al denaro, ma il denaro è che inseguirà voi questa volta. Pesci, giornata oggi molto interessante proprio perché il vostro Nettuno vuole essere più concreto con un Plutone che trasforma un po' tutto. Seppure i capriccetti affettivi di qualcuno oggi potrebbero farvi sentire un po' destabilizzati, troverete in serata una piacevole armonia. Tutti la ricordano semplicemente come Tiny, in italiano piccola, per la bassa statura e la corporatura esile. Ma nella storia dell'aviazione statunitense il nome di Georgia Ann Thompson Broadwick è scritto a caratteri cubitali. Entrò nella leggenda il 21 giugno del 1913, quando, prima donna in assoluto, da un aereo si lanciò col paracadute sopra Griffith Park, a Los Angeles. L'adagio Still Waters Run Deep può essere tradotto letteralmente come le acque calme scorrono profonde. Questo indica una persona che appare esteriormente tranquilla e serena, ma in realtà nasconde una personalità profonda sotto la superficie. In italiano abbiamo un modo di dire simile che recita: l'acqua quieta rovina i ponti. Questo proverbio sottolinea che anche le persone pacifiche possono nascondere sorprese o reazioni imprevedibili.
Non esiste un corrispettivo specifico nel dialetto, ma di fronte a questa scoperta potremmo dire qualcosa come «Vi pareva che Duca non ci cuppa». Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Possiamo attribuire a Friedrich Frobbe il merito se i nostri figli possono frequentare l'asilo. Dopo la perdita della madre in tenera età, Frobel si dedicò alla cura dei bambini. Nonostante le difficoltà nel linguaggio e nella scrittura, dimostrò un grande talento nella geometria e intraprese gli studi di architettura. La svolta avvenne quando accettò un'opportunità di insegnamento presso una scuola a Francoforte. Qui Frebe comprese l'importanza del gioco nello sviluppo dei bambini, perché consente di esprimere liberamente ciò che è dentro di loro. La sua filosofia educativa ha avuto un impatto duraturo nel campo dell'istruzione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Preoccupati di ciò che pensano gli altri e sarai sempre loro prigioniero. E quindi vi auguriamo una nuova meravigliosa giornata all'insegna della libertà e priva di condizionamenti dall'esterno. Ci vediamo domani, sempre qui, per una nuova puntata dell'Almanacco. A domani!